Mister Carletti, inutile dire che sia stata una grande gioia, ti chiedo se è stata una vittoria meritata, l'impressione da fuori è stata di sì, francamente. Direi di sì, nel senso che secondo me abbiamo fatto l'ennesima grandissima prestazione, abbiamo avuto 7-8 occasioni da rete, oltre al rigore, quindi credo che abbiamo assolutamente meritato questo risultato. Ecco, è il coronamento di un'annata strepitosa, ve lo aspettavate a inizio anno, eravate costruiti per questo, siete stati un po' la rivelazione? Noi sapevamo che potevamo fare benissimo, avevamo delle potenzialità, alcune addirittura che sono state inespresse. E in campionato un'ora la Voltrese che ha fatto veramente un super campionato, noi abbiamo cercato di fare il possibile, siamo stati agganciati fino all'ultimo, ma credo che poi ci siamo ripresi alla grande in questi playoff, abbiamo fatto 3 partite spettacolari e quindi credo che abbiamo assolutamente meritato di vincere i playoff. Ecco, adesso c'è da sperare, perché poi ora serve anche non essere sfortunati per andare in eccellenza. Certo, io come ho detto settimana scorsa, a livello generale io festeggio perché abbiamo vinto, poi la burocrazia deve fare il suo corso, le voci insomma sono quelle che l'Imperia non dovrebbe avere grandi difficoltà nell'essere ripescata perché c'è anche, credo, il loro centenario, quindi credo che avranno potranno anche essere giustamente ripescati nella serie che le compete. Credo che veramente dopo quello che abbiamo fatto ci meriteremo di giocare il prossimo anno in eccellenza, anche perché sarebbe storicamente la prima volta, credo che la vincente in assoluto dei playoff non va in eccellenza. Mister Carletti, tu l'hai portata in prima categoria, in promozione dalla prima categoria e ora sarebbe un doppio salto. Un bilancio di questa tua esperienza alla presa direi che non può che essere da 10 in pagella. I voti giustamente li devono sempre dare gli altri e tecnicamente posso dire questo, siamo arrivati qua, abbiamo vinto il campionato di prima. L'anno che purtroppo siamo rimasti fermi, cioè ci siamo fermati per il Covid, eravamo quinti in classifica in finale di Coppa Italia, quindi stavamo anche lì per portare a casa un altro grande risultato, probabilmente storico. Quest'anno abbiamo fatto terza in campionato, abbiamo vinto i playoff, credo che abbiamo fatto un ciclo, un triennio, penso che di più non so cosa si potesse fare. Io personalmente, ripeto sempre, il merito va diviso prima di tutto ai ragazzi perché in campo c'erano sempre loro e sono stati veramente eroici in questi playoff, poi a tutta la società e al mio alter ego che è Umberto Barletta, con il quale appunto siamo arrivati insieme qua nel 2018, Mister Repetto che per me è un secondo padre, Domenico Chiaparoli, Vittorio Urtis, Ale Iozzi, tutte le persone che ruotano attorno a questa società. Per me sono veramente orgoglioso perché poi sono una persona umile, mi conoscete abbastanza bene, ma oggi ho vinto un altro playoff, cioè io alleno da 10 anni, ho vinto in terza, ho vinto in seconda, ho vinto in prima e oggi aver vinto in promozione per me è un ennesimo, diciamo, tassello della mia carriera, se così la possiamo definire, da allenatore, che mettiamo lì. Quindi si va avanti. Ecco, si va il prossimo avanti. step è vincere quello d'eccellenza. Quello non lo so. No, però Vedremo. Una domanda secca, è pronta questa presa per fare l'eccellenza? Beh, sicuramente dovremo fare qualcosa, dovremo sederci al tavolo con la società, con i ragazzi, capire un secondo come poter programmare la stagione e questo però lo faremo con calma dopo aver festeggiato perché credo che adesso sia corretto pensare a festeggiare e goderci questo momento. E vi godete la festa, grazie. Assolutamente, grazie a te.